Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo nella Super Lega, raga, e vediamo un attimo la classifica, visto che era un po' che non gioco neanche io. Siamo primi a un punto dalla Francia. Si fa pesante il distacco accumulato dall'Inghilterra. Siamo proprio contro l'Inghilterra. Va bene, io direi di andare. Prossima partita. Divisa. Per i maestri inglesi mettiamo questa. Ok. Schema di gioco. Allora vediamo, abbiamo Abetini, il grande Abetini. Scirea lo mettiamo al posto di Sandrino. Al posto di Zambro mettiamo Cannavaro. Facciamo fare lo di terzino, ma va bene lo stesso. No? Possiamo fare tutto. E al posto direi di andare così. Vai. Dobbiamo mantenere la prima posizione, ragazzi. Anche perché dopo questa diciamo serie non ci sarà la Superlega delle squadre di club, ma forse partiremo con PES 6, Ma questa Buonasera a tutti è e un'altra benvenuti storia. a chi ci segue da casa. I preparativi sono stati Vai. ultimati e l'atmosfera qui allo stadio è elettrica. Inghilterra Gli esperti prevedono vs pioggia, ma a giudicare Italy. dall'affluenza di pubblico sembrerebbe il contrario. Gli spalti infatti sono a completo. I tifosi non si sono fatti intimorire dalle previsioni e ho la sensazione che vivranno una serata di grandi emozioni. Ragazzi, dobbiamo continuare a Di sognare. quelle che L'Inghilterra solo le non è manifestazioni messa più bene in importanti classifica. sanno trasmettere. Sono tanti punti di differenza, quasi il Che doppio. stadio, pochi impianti al mondo. Tripper. Qui c'è il tiro. Mamma mia, comincia malissimo l'Italia. Peccato. Aveva fatto tutto bene, forse però è arrivato un po' stanco quando ha tirato. No, il cagatone. Il portiere si Mamma mia che bava. Non è stata una Bavosa. parata perfetta, ma se l'è cavata. Dino Baggio. Totti. Francesco Totti. lungo Bravo passaggio Totti. in avanti. Per Veneziano. Ecco il Pippo. filtrante per Filippo Inzaghi. Super E ora deve Pippo. concludere. Sbaglia però Dino. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Paolone. Pececco. Vai Cecco. Cecco Totti. Bravo Ecco il Cecco. filtrante per Vede Filippo Pippo. Inzaghi. Vede Pippo. Cecco. Per Paolone. Maldini. Ecco il tiro. Non ci credo. Mamma mia che bavoso. Pazza il più lontano Inghilterra possibile. fortunatissima. All'andata un pareggio. Si è punito la punizione perfetta di Si è Darth sacrificato ed è stato decisivo. Gazza Gascogni per Steve McManaman. Attenzione Sheringham, Teddy. Conclusione. Unisce subito l'Inghilterra. Teddy Sheringham. Ed è il primo gol della gara. Davanti alla porta. Tutto solo. Bel Non gol poteva di Teddy. sbagliare. La difesa non L'Italia è può partita permettersi malissimo, di si è visto lasciare subito. tanta libertà a un E a giocatore come Wembley, lui. a casa loro, Andava siamo in troppo svantaggio. E passano in vantaggio. Sono Mamma partiti mia, ragazzi. fortissimo. L'Italia ha cominciato veramente come peggio non si poteva. La mette in avanti. McManaman. Il suo pallone è morbido. Dai ragazzi, dai. Buffon. L'Italia Baresi. arriva a questa partita con il morale alle stelle dopo una striscia di vittorie che dura ormai da almeno 5 turni. Ho capito, però qua rischiamo veramente di perdere. Paolone. Prova a cambiare la situazione erroraccio con di una Paolo. giocata in avanti. Cerca l'uomo là davanti. La gioca sulla destra. Mamma mia, Italia veramente in Scatta verso il grossissima difficoltà. Offside, ma siamo in difficoltà, Alza raga. La bandierina è fuori gioco. Maldini. Baresi. Baresi. Ancora errore, ragazzi, sveglia. Pirlo. Dino Baggio. Niente. Questa azione mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo Mamma spazio mia. per affondare. Bruttissima però Italia non quest'oggi. Veneziano. Inghilterra deve ringraziare l'allenatore per il risultato ottenuto nel turno Veneziano, precedente. la da strategia Pippo. scelta dal mister Super è per stata Dino. sicuramente una delle Dino. chiavi. E niente. Sì, mi sembra Calcio evidente. d'angolo per l'Italia, Ha ma deciso di alzare siamo il in baricentro grossissima della squadra difficoltà. nel Pirlo momento prova il calcio giusto. È stata una d'angolo. scelta coraggiosa, ma che alla Veneziano, fine l'incornato. Non è ci stata arriva. con un risultato Albertini neanche. Mamma mia. Tutto male sta andando, raga. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Beh, penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono Qui gli stiamo avversari a stare dormendo bassi in maniera e cercano di spaventosa. conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Baresi recupera. Pirlo Palla intercettata. per Dino Baggio. Totti. Dino Baggio vedere Pupone. E il Pupone per E c'è una Pippo. palla filtrante. Ma Pippo, mamma mia, ragazzi. Passaggio intercettato. Il portiere la spedisce su. Un disastro dopo l'altro. Francuzzo vede Totti. Prova la bomba. Totti. Mamma mia, Veneziano. Forse ci arriva. Neanche il Cume ci arriva. No. Aiai, sta Aiai. rischi davvero inutili. Albertini.
Dino. Dino per Pippo. Filippo Inzaghi. Fuori gioco. Fuori gioco. Stiamo provando a creare qualcosa, ma la vedo abbastanza dura. Il portiere la calcia lontano. Azione Fallo su fallosa e se ne Teddy. avvede l'arbitro. Francuzzo Lampard. Molto bene. Totti. Pirlo. Madonna, qua veramente sbaglia chiunque oggi, E il veneziano perde la testa. Il Cume perde la testa. Arriva il direttore di gara. Ammonito veneziano. Scatta la munizione, prevedibile. Ha perso la testa il Cume, ha perso la testa. Risolve una situazione che Totti poteva deve diventare creare insidiosa. Totti, è lui l'assist man di questa Superlega. Se sbaglia anche Totti, ragazzi, so dolori. Palla in avanti verso il compagno. Il direttore di Ma gara basta, interrompe l'azione. ma basta. Si ripartirà con un calcio da fermo. Ancora Lampard. Rose. C'è un'opportunità. Gascogne, mamma mia, Gigi ci salva dal baratro. Gigi ci salva dal baratro, ma siamo in una difficoltà immensa, Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Primo tempo per me è Calcio d'angolo andato. battuto corto. Cross di Gascoigne. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Pippo prova a lanciare il veneziano e lo lancia bene, incredibile. Incredibile Pippo per il Cume di sinistro. Fuori di molto. Fuori, non di molto. Sì, non di molto. Questa Ma stai è zitto. l'ultima azione del primo tempo. L'Italia stava per impattare la gara con l'ultimo pallone giocabile di questa prima frazione. Pippo Sforzi finora vani. per Sembra il che Cume. manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di Veneziano vedere un molto paio di bene cambi qua nel secondo tempo. per Dino, per Totti, per Prima Pippo. fase del- ecco Veneziano! È fuori di niente, Scambio fuori di perfetto, niente. tutto perfetto. Anche sfortunata adesso l'Italia. Tutti largo per vie centrali con un bellissimo 1-2. Quando questa giocata riesce, per gli avversari difendere diventa Dai che stiamo un difficile. po' cercando di fare qualcosa. Gascoigne. Attenzione, Sheringham può chiudere la Teddy. Mamma mia Gigi. Cosa ha fatto Gigi Sabani Buffon? Miracolo senza un senso logique. Aia, A colpire di testa. dormita dell'Italia 2-0. E questo gol dà allora ancora maggiore sicurezza. Stevie G. Un bel calcio d'angolo. Fornisce perfetto Gerrard. con testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione No, perfetta Pippo, no. e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il Partita portiere. balordissima. Gerrard, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. C'è poco da difendere ormai. Tutti in avanti, L'Italia speriamo. ha vinto la scorsa partita, anche se bisogna dire che è stato un match Incredibile, con una equilibrato. squadra molto La indietro. squadra ha faticato non poco Stiamo per portare a perdendo casa e il rischiamo di perdere anche il primato. Gerrard scatta verso il pallone. Michael Owen, Michele. Intercetta il passaggio. Giocare in bambola fin dall'inizio. Andreone Pirlo. Niente, nessuno che ci prova a Ci mette il scattare, fisico però e conquista il dai. pallone. Vergognoso, Pallone partita lungo, vergognosa in degli azzurri oggi. Totti. Neanche Totti Gioca riesce a a illuminare. sinistra. Mamma mia, Cannavaro cattivissimo qua, Fabietto. Una munizione che non Ha sorprende. ammonito Cannavaro. L'Italia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. Che scoppola, signori, che scoppola a Wembley. Albertini Tentativo di lancia allungare lunga il gioco. per Del Piero. Non ce n'è uno Cercano che di fa la cosa rilanciare giusta. l'azione dalle retrovie.
Ferdinand. Rose. Rivera ha giocato poco negli ultimi tempi perché Totti ha fatto qualcosa di sublime. Totti, bravo Totti, per Demetrio, Albertini. per Demetrio. Decide di non rischiare. Non ce ne va neanche una giusta però, Owen. Ferdinand. Cerca la profondità. Dai Gianni, illuminaci Non tu riesce a Gianni. servire il compagno. Lo spazio per il passaggio Gianni. l'ha visto. Giustamente ci ha provato. Paolone, anche lui in avanti, tutti in avanti. Albertini. Del Piero. Ancora Albertini. Riceve la palla. Rivera. Splendido Non ci voglio sopra il credere. portiere. Si libera della palla ed evita Non complicazioni. ne va una giusta. Pirlo. Tiro. Pirlo, miracolo ancora di Seaman, incredibile. Questo errore potrebbe essere di fatale. Le stiamo provando tutte, adesso Rivera. Per carità, ne abbiamo giocato malissimo, ma tutte contro, però Totti. È in ottimo. Rivera, ancora Seaman. La butta via e fa respirare la difesa. Incredibile, dominio adesso, troppo tardi però. Lampard. L'Inghilterra si è abbassata tanto, ma Scodella in avanti. Cerca di pescare il compagno col filtrante. niente, Si l'Inghilterra libera la passa. grande. La gioca in aria. Ormai è finita, ci vuole più di un miracolo. L'Inghilterra prende subito il possesso Pirlo. della sfera. Situazione spinosa. Fallo di Maldini. Finisce sul forte della. L'Italia ha perso veramente la testa oggi a Wembley. L'Italia ora ha 3 giocatori. L'Italia sta prendendo la testa, la partita e probabilmente anche il primato. Entra Bobby Challen Lo hanno marcato e molto Arnold bene, per Trippier. non si è potuto liberare. Rivera, vede Palla nello Totti. spazio, attenzione. Totti per fortuna non la perde. Maldini. Niente da fare. Baresi di forza. 89esimo. Rivera! Troppo tardi il gol di Gianni. Troppo tardi il gol di Gianni. Stupendo! Un gol Troppo così tardi importante, il gol in di Gianni. pieno recupero. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di Peccato. secondi. Si sono involati in avanti non appena hanno riconquistato il pallone. Una manovra di una bellezza ed efficacia uniche. Bastava qualche minuto prima. E ora è tutto di nuovo possibile. Finisce qua 2-1 per l'Inghilterra, brutta sconfitta dell'Italia. Che si vede come risultato Dopo negativo. 5 passa vittorie consecutive. Non possa essere Arriva la molto sconfitta. contento della prova della squadra. Per concludere l'analisi, a te invece. Bel gol di Gianni comunque. La Francia crolla in casa con l'Olanda, rimaniamo in prima posizione. Incredibile ragazzi, incredibile. Rimaniamo primi, ci è andata anche bene. Adesso c'è il Portugal di Cristiano Ronaldo. A Rivera voglio dare un'altra chance, però ha giocato veramente bene. Gattuso non è molto in forma. Mettiamo Albertino. Poi mettiamo Cannavaro per Nesta. Mettiamo nel suo ruolo. Pagliuca per Buffon. Devo fare un po' di cambi ragazzi perché la squadra è stanca, Vai, Italia-Portogallo ragazzi. Ci è andata bene, manteniamo il primato, ma Fioril è durissima, sconfitta inaspettata onestamente. In Inghilterra, Rivera all'ultimo, c'è stata una speranza, manca troppo poco. Buonasera da Fabio Caressa. Avete Vai, raga. programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli Pirlo, sul veneziano. al cinema? Veneziano. O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? E invece Caressa, ma che cazzo. questa No, sera subito un le stelle buco, che non Ronaldo, potete Ronaldo, perdere sono Ronaldo, quelle in Ronaldo. campo. Cristiano Ronaldo! Incredibile, ma subito gol di Fantastico! Ronaldo. Ed è il capitano a fare la magia. Mamma mia, 3 minuti e subito Ronaldo punisce. Che sensibilità di piede. Ha scavalcato il portiere con un tocco morbido. Veramente un gran gol.
Cristiano Ronaldo, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in Non ho questa parole, stagione. solo 5 gol per Ronaldo. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Mamma mia, l'Italia è in una fase brutta adesso della stagione. C'è l'opportunità per il contropiede. Allarga il gioco a destra. Non una bella fase per gli azzurri. Scirea. Rivera, stava passando. Rui Costa. Joao Cancelo. Totti fa un bel recupero qua. No, ma no. Portogallo ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate e i tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. È vero. Niente, le prime partite del girone veneziano. Bel recupero qua del Cume. Bel recupero del Cume e dopo la sbaglia. Rivera cosa fa? Dai ragazzi, sveglia però. Pirlo. L'Italia riprende subito il possesso della sfera. Veneziano per Rivera. Rivera può subito pareggiare. E Gianni, 2 gol in 2 partite. Gianni Rivera 1-1. L'Italia ha effettuato un grande contropiede. Bravo Sono Gianni. stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. In forma Gianni. Si riparte di nuovo in parità. Veneziano, Sono Totti, tornati in scusate. partita, Fabio. Rivera. Sarà interessante vedere se manterranno lo slancio che li ha portati al gol. Dai, che adesso Bene, dobbiamo tornare però all'ultimo passaggio. la Al centro nazionale c'è che sempre conosciamo. meno spazio, bisogna essere precisi Paolone. e veloci nel passaggio. Paolone. Mamma mia, Veneziano, di testa è letale ma non riesce a sfondare. Ci mette una pezza. Rui Costa. Bel pallone. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo Bello. corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Dai Rivera, niente da fare. Giorgio Andrade Avanza recupera. l'azione con il lancio lungo. Peccato. Allontana il pericolo. Hanno già riconquistato palla. Andrea. Totti, bellissimo. Totti per Rivera. E ancora Gianni. Mostruoso Gianni. Mostruoso Gianni. Che idea ti sei fatto di quel gol? Mamma mia Gianni. Si è svegliato veramente Gianni, E se entra in partita Gianni sono dolori. Se entra nel torneo. E adesso la gara si fa interessante. Beh, l'inerzia della partita La partita è cambiata in maniera clamorosa. Veneziano ha peccato un po' il cumulativo. Prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. La butta via e fa respirare la difesa. Paolone Maldini. Il pallone sprecato. Poteva essere Scirea un'azione per Dino importante. Baggio. Difesa però ben posizionata. Totti. Grande Totti. Ha fatto un dribbling di troppo. Provano a partire in velocità. Bernardo Silva. Bel numero di Bernardo, ma recupera ancora Gaetano. Palla recuperata. Era lanciato in Rivera. porta ma la difesa ha chiuso bene. Totti. Joao Cancelo. È davvero una bella serie di passaggi questa. Occasione per il contropiede. Aia, ti prego. Mamma mia, Pagliuca, bravo. Bravo, bravissima difesa qua. Perfetto, Totti è distrutto, Totti deve avere un po' di riposo, però Totti è veramente finito. Totti, bravo Totti, Rivera non c'è. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Bernardo Silva, autore di un assist oggi. Roba nostra, roba nostra. Quanto meno discutibile. Cecco, non perderla Cecco. Paolone. No. Si riparte con un fallo laterale. Rivera. Gianni. Totti. Mamma mia che palo di Francesco, peccato. Peccato veramente, bellissimo tiro. Comunque Rivera la decide in questo momento, ma manca ancora troppo. Una rimonta un po' a sorprese, a giudicare dal boato non se l'aspettavano nemmeno sugli spalti.
Ok, facciamo dei cambi. Squadra Totti è a veramente riposo. finito, Sono rischia anche trascorsi soltanto l'infortunio. 45 minuti, Entra Fabio, e Riva. ci sono già tutti gli elementi per inserire questa partita tra i classici da ricordare. Dino Baggio, E come mettiamo dicevamo, abbiamo solo il Robertone. primo tempo alle spalle. C'è ancora molto da Ultimo vedere. cambio, aspettiamo. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni. Entra E Felix sicuramente per la Diogo ripresa Jota. non deluderà. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Riccardo prova a velocizzare Roba il gioco nostra, con la roba verticalizzazione. Palla in avanti verso il compagno. Veneziano. Bisogna vincere oggi, è fondamentale ritornare subito alla vittoria. Opportunità di ripartire. Cannavaro. Alla Cannavaro. Portogallo deve ringraziare l'allenatore per il risultato ottenuto nel turno precedente. La strategia scelta dal mister è stata sicuramente una delle chiavi della vittoria. Sì, mi sembra Gattuso. evidente. Ha deciso Rivera, di alzare ancora il baricentro errore, della squadra nel purtroppo. momento giusto. È stata una scelta coraggiosa, ma che alla fine è stata Ancora premiata buca con un Eusebio, risultato Eusebio che ha deciso la partita Prova all'andata. la conclusione. Mamma mia, La grazie. palla Pagliuca non ho capito cosa ha fatto. Un passaggio di grande qualità. Ha dimostrato grande visione di gioco servendo il compagno in quel modo. Passaggio in avanti. Ottimo. Mi sembra Veneziano. che abbiano deciso di non forzare Veneziano il pressing per lancia non Riva. schiacciarsi. Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in Leggermente profondità più o addirittura prudenti. nell'uno contro uno. Si libera Attenzione la a grande. Felix, attenzione a Felix. La gioca in aria. Il Portogallo ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno ecco il tiro. Mamma mia, l'ho vista dentro. Fuori, ma per pochi centimetri. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca l'uomo là davanti. Se ne va. Si fa trovare sulla traiettoria e No, sventa no, no, un'azione no. rischiosa. Pirlo. Pirlo. Ah, La gioca in profondità. Palla riconquistata immediatamente. Cristiano Ronaldo. bravo Canna. Prova a verticalizzare. Riva. Veneziano deve segnare se vuole vincere la Cannonieri. No, bruttissimo sto fallo. Ai ai ai. Come il ruento. Ai Già ai mi ai. sembra la risposta adeguata e infatti è così. Sì. L'estremo 70esimo. difensore la calcia lunga. Mancini. Tanti errori comunque, non siamo nel pieno della forma, Lotta a assolutamente. perdere equilibrio. Che Veneziano distrutto, Deco. sono tutti stanchissimi da fare più cambi. Cristiano Ronaldo ha già lasciato il segno oggi. Brutto fallo. Una munizione che non sorprende più di Che tanto. due amaroni. L'Italia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. No, muoviti, muoviti, muoviti. Deco! Mamma mia, cosa ha preso Pagliuca su Super Deco. Grande Gianlucaccio. Palla al centro. Occhio, Devono Fiori. pareggiare e fanno bene a prendersi qualche Bravi, dai, rischio Rivera. anche i difensori per accompagnare L'Italia è la manovra. distrutta, però si vede. Rivera. Guadagnamento. Trova un tiro della Ci disperazione. prova. Idea buona, precisione no. Bordate del genere Siamo possono essere stanchissimi, siamo pericolose stanchissimi. anche da quella distanza. Non stavolta però. Rui Costa. Dai, Fiori, però. Prova il cambio di gioco. Riccardo riceve un'ottima apertura. Pallone lungo in verticale. Prova il Adesso è compagno. pericolosa. Ancora Pagliuca ci salva. Aiai, stanno E correndo rischi aiai. davvero inutili. Veneziano. A questo punto del Bravo match Cume. non possono restare Rivera. nella loro metà campo. Per il lancio, che bello fresco. Pur senza sbilanciarsi troppo. Bravo, no. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso E bene il Veneziano tempo, recupera da gran campione qua. e E dopo fa la cagata da gran pirlone. Deco.
ecco un'altra 2 minuti, rimessa ma laterale. bisogna tenere duro. Pallone alto nello spazio. Roba nostra, Pagliuca sta Devono salvando il cercare di risultato essere più comunque, completi se vogliono recuperare. Riva, vuole regalare il gol a Veneziano, Riva, per Veneziano! Mamma mia, parata di Vitor Baia, si incassa Veneziano. Un intervento di Rubin. Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. L'Italia aspetta solo il... Finisce qua, la doppietta di Rivera si salva e rimonta. Vinciamo, Mafioi, che Non si sono fatica. mai disuniti nemmeno quando erano sotto nel punteggio. E poi hanno vinto la partita. Grossa fatica. E la Francia crolla ancora, ragazzi. +3 sull'Argentina che si è ripresa in maniera devastante, ragazzi. L'Argentina era sotto i primi 10. Incredibile che il Brasile è in ripresa. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Ecco, contro la Colombia sarebbe importantissimo vincere, visto che è una squadra, insomma, non tra le più forti. Colombia, Italia. Purtroppo devo fare tanti cambi perché sei infatti anche stanco. Ora mettiamo Rivera, Totti, seconda punta. Qua mettiamo Riva. Dobbiamo fare il turnover adesso, ve lo dico. La difesa c'è anche. Tuso, lasci per tornare in forma. Però Totti è distrutto, cacchio. Mettiamo super Pippo Inzaghi. Facciamo riposare un po' di gente. Facciamo riposare Baresi. Anche Maldini. E ancora Buffon. Questa bisogna vincere, ragazzi. Se la Colombia è una buona squadra come nomi, però tra le squadre forse è la meno forte. C'è tensione nell'aria. Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità Vai. dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Mamma mia, vai Riva. Le condizioni No, atmosferiche, cumulativo di al contrario, non merda. sembrano intenzionate a rimanere stabili per Che 90 quanto minuti. lo odio il Cielo cumulativo, coperto ed il è classico. prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Che Vai, complesso Pirlo. magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo. Riva, attenzione. Pippo, non ci credo potesse di gol di Pippo questi. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano. Pirlo. Forse nemmeno i suoi compagni. Spazza via senza pronto. Conclusione. Mamma mia, peccato. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Pippo ci stava regalando uno dei più classici gol di rapina. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è la palla lunga in avanti. Valderrama. Si ferma qui la manovra. No, no. Ottimo intervento. Riusciamo a sfondare. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Non si sfonda Beppe. Scatta verso il pallone. Quadrado. Arriva il cross di Quadrado. No! È difficile combinare qualcosa se hai così pochi uomini in Che aria pronti a rischio. ricevere il cross. Troppo avevo della nostra che siamo L'ultima stanchi. volta che queste due squadre si sono la toglie dalla porta. Bravo Pagliuca. Pagliuca comunque è un portiere anche lui, Dino Lungo Baggio. passaggio in avanti. Bravo Riva. Riva si sente che è fresco. Vai Riva. Vai Riva. No, che passaggio. I due qui di non si sono merda. capiti e l'azione così è sfumata. Valderrama che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Quadrado. Ci mette il fisico Bravi, e ragazzi. conquista il pallone. Cercano l'azione Riva. veloce.
E passa. Arriva, la perde. Si la cava anche con un pizzico di fortuna. Arias è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. Rivera, bellissimo qua Gianni. Albertini. Riva, ancora Albertini. sul pallone. Albertini. Albertini. Pallone fuori di un niente sulla sinistra. Che bel Un tiro tiro di tecnicamente Demetrio. ben eseguito, è stato solo sfortunato a non trovare la porta. Il classico tiro di Demetrio. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Rivera, bravo Rivera Non li per può Riva. segnare. Rivera, numeraccio. Mamma mia, in una forma sublime Gianni. È in una forma sublime Gianni. Ha fintato e trovato l'angolo, davvero Mamma spettacolare. mia, Non cos'è sapevano Gianni più come oggi. affrontarlo. Li ha ubriacati tutti. Rivera mania. Il Golden Boy. Punteggio di 1-0 al referto. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Vai Pirlo. No, ma che cazzo. No, è Pirlo comunque, un'altra pippa finora. Che delusione. Albertini. Potrebbe essergli Albertini fatale. vede Pippo. Cerca il passaggio Vede profondo. Pippo. Pronto al tiro. Super! Pippo Inzaghi. Avere il totale controllo della gara. Filippo Inzaghi ha Buon effettuato 2-0. un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede Grande e Pipus. scatta con il tempo Grande giusto. Pipus. Filippo Inzaghi con questo gol ha portato la sua quota stagionale a 7 reti. 7 reti di Pippo, E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Arriva. Sanchez. Muriel. Aia. Scatta verso il pallone. Bravissimo Luis qua Luca. Muriel cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Ferrara. Il pallone è sulla sinistra. Ora cosa succederà? Riva. Rivera. E Peccato. conquista la palla. Vai Pirlo. 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 Tiro. Mamma mia che tiro della. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Hanno fallito quest'ultima opportunità, altrimenti parleremo Facciamo di altri tutt'altro cambi. risultato. Ma la Riva storia non mi è non si piaciuto, fa mettiamo con i Bobaldo. semplici, si suol dire. Turnover a manetta. Squadra Vediamo a chi ha riposo, giocato meno. opinioni sulla Baggio gara fin qui? Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. e Del Gli Piero. avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio. 2-0, vanno così all'intervallo. Vedremo se troveranno la forza per Vai. reagire. Vediamo se si svegliano. Baggio, Si Vieri, Del parte Piero. per la seconda frazione di gioco. Bobo vede Umberto. Vai Lo Umberto. spazio cerca di Umberto proprio fa fatica Umberto. Opportunità di ripartire. L'Italia arriva a questa partita reduce da una vittoria bella ma sofferta nell'ultimo È tempo. vero. Bergomi. Ferrara. L'Italia Dino al Baggio. momento detiene il record dei gol realizzati nel torneo. Può contare su un attacco Vieri. formidabile. Vieri. Vieri! Ah, peccato. E ci è mancato davvero poco su questo tiro. Questo è passato vicinissimo, davvero è stata solo una questione di centimetri. Un'altra azione in copertura. Pirlo. Bravo Andrea. Del Piero. Palla tra le linee. Niente, però c'è poco da fare. Non ha Questi avuto giocatori fortuna qua con il non suo fanno un suggerimento in cazzo. profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso Non nel capisco il passaggio. perché. Un po' di campioni. Stanno giocando Pirlo. con una concentrazione sovrumana. Del Piero. Occasione da rete. Che salvataggio da parte del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Che James disastro. Rodriguez prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve la palla, se ne va. Occhio, Muriel. Si perde il pallone. Muriel. Zambrottino recupera. Bravo Zambrottino. Senza successo, Alex. Vieri. Tocco prudente al portiere.
Qui può partire il contropiede. Bergomi. Nesta si invola. Prova il tiro, Nesta! Peccato. La palla era all'angolino, ma il portiere ci è arrivato. Quadrado. Valderrama. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ciro Ferrara. Bergomi. Pirlo. Falcao. Bravo Pagliuca. Ma si vuole fare un clean sheet. L'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Occhio. Bravo. Pirlo la tira su per Albertini. Vince il duello fisico. Albertini. Fa sul pallone. Albertini si invola. Albertini contro tutti. Per Roby, dai Roby. Niente. Scandalosi. Lancio lungo del portiere. Calcio di punizione per l'Italia. Ecco, manca poco. Bergomi. Vino Baggio. Si avvicina alla porta. Valderrama. Ecco Quadrado. Molto bene. Bergomi quando gioca comunque sublime. Riceve in ottima posizione. Dai, Bobo. Valderrama. Bergomi di forza. L'Italia è ancora in vantaggio per 2-0 e non manca molto alla fine. Roba nostra. Bergomi. Ferrara. La mette in avanti. Il portiere la calcia lontano. Zambrottino. Palla che filtra per Falcao. Guadagna metri. No, voglio clean sheet. No. Bravissimo, Nesta. Dovrebbero Ora allargare Zambrotta. il gioco sulle fasce Lancia laterali, Bobo. secondo me. Baggio. E la perdono, mamma mia. Recuperano il possesso del pallone. Ancora fuori dall'area. Vieri. Del Piero. Dai Baggio. Ecco il tiro. E finalmente si sveglia Roby. Bravo Roby. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Si è Finalmente. aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Roberto Baggio con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa È stagione. un po' tardi. Si riparte dal 3-0. Finisce qua Rivera, È Inzaghi e arrivato il Baggio segnale di chiusura decidono della gara da parte la dell'arbitro. sfida Hanno dominato di la partita in Bogotà. tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e trovando anche Buona spesso vittoria. la difesa. Speriamo la sconfitta di Argentina e Francia. Argentina vince. La Francia l'è in caduta, libera sempre 2 punti. Italia 48, Argentina 46. Cominciano a prendere un po' il largo su Svezia, Francia, Brasile e tutte le altre. Crollo francese, siamo a +7 della Francia. Va bene. Italia e Brasile adesso, comunque adesso vediamo un po'. Allora, classifica assist, Totti in fuga con 6, con 12 poi Zidane, Hazard, Simonsen e via via tutti gli altri. Nella classifica goals domina, no i coglioni domina, attenzione ce ne sono tanti adesso 11 Veneziano, 11 Messi, 11 Macai, 11 Schuker, mamma mia. Rivera comunque 7 gol. Anche Pippo. E ok. Va bene raga, sotto il commentatore veneziano siamo ancora primi e si gode. Ciao!